Vai. Terzo giorno con l'amico Renzo, ormai siamo diventati quasi intimi. Tutto bene? Sì, un'intimità da bar però. Sì, non confondiamo. Non confondiamo. Allora, settimana abbiamo detto importante perché c'è stata l'inaugurazione della fabbrica a Villa d'Ose. C'è stato il processo della Coimpo. Parliamo ancora di Adria perché hanno inaugurato il corso universitario ad Adria per gli infermieri. Sì. Una notizia molto interessante e molto importante. Quella lì è una notizia molto interessante e importante perché è frutto della abilità e della bravura del direttore generale Compostella. Ah sì? Sì, è frutto... Che ogni volta lo bastoniamo, diciamo Compostella qua, Compostella là, sì. questa volta... Questa cosa è stata sua l'intuizione e siccome ovviamente Adria gli spazi li aveva e l'esigenza di spazio è stata soddisfatta rapidamente, gli iscritti sono molti di più, è una bellissima idea perché sposa una iniziativa. Voglia di fare, il motorino in questo caso è stato il direttore generale dell'ULSS. Se c'è collaborazione fra i vari istituti che riguardano la pubblica amministrazione, le opportunità di lavoro aumentano invece che diminuire. Quindi questo qui è il frutto, questo corso è il frutto di una positiva sinergia fra l'ULSS di pubbliche amministrazioni. Sai cosa vuol dire sinergia? Vuol dire che la somma algebrica dei due elementi dà un risultato superiore alla somma algebrica, cioè tu metti insieme delle cose e 2 più 2 fa 5 e quindi questa è stata una roba positiva. Però prendiamo questo spunto. Sì. Innanzitutto abbiamo parlato la settimana scorsa università anche di Rovigo con un consorzio Ferrara-Padova importante. Sì, certo. I comprensori che erano l'importanza italiana nel mondo, comprensore dell'abbigliamento, comprensore delle calzature eccetera, noi abbiamo due comprensori importanti che da una parte l'Ittica e da una parte i cantieri navali. I cantieri navali, Duò ad Adria importantissimo, Visentini a Portoviro ancora più importante. Perché non si è mai pensato di fare un corso di laurea magari per quanto riguarda il navale? Mi ricordo che c'era un corso di scuola superiore perito navale e non c'è più. Non c'è più. Perché non sfruttare? Secondo me questa è un'ottima idea, però bisogna fare una cosa di questo genere. Quello che abbiamo a Rovigo, fatto a poche centinaia di metri da qui, è il CUR, cioè il consorzio universitario. Bisogna che noi si interessi, bisogna coinvolgere l'Università di Padova o l'Università di Ferrara, perché parto dalla pesca, 70 milioni di euro di fatturato, centinaia e centinaia e centinaia di famiglie che ci lavorano e soprattutto i risultati che sta dando rispetto a tutto il resto determina una polarità su cui l'università ci può ragionare. Sì, e siccome è frutto della ricerca, la Filippinarum, questa è un'ottima idea. Bisogna, per esempio, potrebbe essere benissimo l'amministrazione provinciale che prende contatti con l'Università di Padova e ragiona su questo obiettivo. Sì, il corso di biologia, ricordo che comunque quest'anno c'è il primo anno di perito pescatore, non so bene come viene chiamato il corso, però sono loro che decidono, cioè è l'università che decide cosa mettere. Noi possiamo suggerire. Noi glielo diciamo a Dallara ultimamente è un po' sotto l'occhio. Dallara poveretto è sotto, come si dice in dialetto veneto, è sotto scuola. Vabbè. Però secondo me l'uomo è brillante e riuscirà. E con questo augurio per Dallara e con questo augurio che venga fatto anche per tutti noi, anche per tutti noi. Ok, domani. Arrivederci professore. Ciao.